intanto ci ha raggiunto in postazione Alberto Tosofei. Buonasera, bentornato Alberto, Grazie. scrittore, saggista, storico, e noi ne approfittiamo subito per chiederle. Io ho sentito nel servizio prima di Giulia Pollonio una strana parola, squeri. Che cos'è? Gli squeri sono i tipici cantieri di costruzione delle imbarcazioni veneziane. Anticamente, ai tempi della Serenissima, c'erano gli squeri da grosso che costruivano navi. Noi siamo abituati a pensare all'arsenale, no? Come unico luogo di costruzione delle navi. L'arsenale, la prima catena di montaggio della storia, costruiva soprattutto galee, no? Le imperatrici del Mediterraneo, ma le navi venivano fatte anche in decine di cantieri cittadini, gli squeri da grosso, con un tonnellaggio anche importante, che si distinguevano da quelli da sottil, che in realtà esistono ancora oggi, ce ne sono alcuni, 5 funzionano e costruiscono le tipiche imbarcazioni veneziane che invece sono a fondo piatto, no? Come tutte quelle che vediamo oggi in Canale Grande. Ma la parola regata da dove nasce? La parola regata è veneziana, è anch'essa veneziana, è una bellissima parola, ha una genesi non troppo chiara: aurigare, regatar, e quindi gareggiare, remare. Ma nasce sicuramente a Venezia e anche in un'epoca molto antica. Anche questa diventa parola internazionale, gli anglofoni la usano con 2 T, per esempio, regatta, e la cosa divertente è che, per esempio, in una celebre opera di Jacopo de Barbari, La veduta di Venezia dall'alto, abbiamo delle barchettine in basso a destra che dal Lido procedono verso la città, e tra le varie imbarcazioni c'è proprio la parola scritta regata, parola veneziana. Stavamo dicendo, Alberto Tosofei. Il gonfalone, le parole che il leone regge con la zampa, Pax tibi marce evangelista meus, sono le parole di un sogno, di una profezia. Secondo questa leggenda aurea, l'evangelista approda in queste isole prima che chiaramente nasca la città e l'angelo gli compare in sogno. Ecco, Venezia è capace di mettere le parole di un sogno e di una profezia all'interno della sua bandiera, che vediamo sventolare ancora oggi. Se noi girassimo idealmente la pagina di quel libro, leggeremmo il resto della frase: qui riposerà il tuo corpo, ic requiescat corpus tuum. Ecco, in questa dimensione tra reale e irreale, tra magia e realtà, Venezia muove i passi nella storia, ecco, ed è bello che ancora oggi, a distanza di centinaia di anni, è una bandiera antichissima, noi ci riconosciamo, ecco, in questo segno e in queste parole che sono le parole di un sogno.